Il calcio Padova femminile torna a giocare allo Stadio Appiani per una partita che rimarrà nella storia di questa società. Prima del fischio d'inizio della gara contro il Milan, infatti, è ospite Antonella Bua, una ragazza di Sassari che nelle settimane scorse ha scritto una lettera alla società biancoscudata chiedendo di poter dare il calcio d'inizio alla partita per tener fede a una promessa fatta alla mamma, grande e devota di Sant'Antonio. E proprio la fede nel santo ha permesso alla famiglia Bua di superare un momento terribile quando Antonella stava male, ma poi è guarita da questa malattia e così Antonella ha realizzato il suo sogno, ha dato il calcio d'inizio della partita ed è stata anche premiata con una targa dall'assessore allo sport Diego Bonavina e con una maglia del Padova, una della nazionale, dalla presidente del Padova femminile Sabina Baldina e dal vicepresidente del Padova maschile Edoardo Bonetto, il tutto per gli applausi commossi dei 200 dell'Appiani, che poi hanno assistito a una partita che purtroppo non è andata nel verso giusto per la formazione di Murru, che passa in svantaggio contro il Milan dopo 18 minuti. C'è questo fallo di mano in area di Fabruccio, dal rigore, dal dischetto trasforma Pizzolla. 1-0 per il Milan su calcio di rigore. Il Padova non era partito male, ma poi subito l'1-0 si scioglie e al 24esimo minuto arriva anche il raddoppio del Milan. Questa azione di rimessa trasformata in gol da Dugo. 2-0 del Milan, difesa del Padova messa male e rossonere che in pratica chiudono i conti al 39esimo minuto, perché ancora il Padova sbaglia la tattica del fuorigioco, scatta in posizione regolare Gramolelli, che può battere così Orlando per il 3-0 rossonero. Il Padova già all'andata aveva perso contro il Milan, ma la formazione rossonera aveva dovuto sudare 7 camicie per piegare 1-0 quella biancoscudata. Invece alla Piani sembra non esserci storia, il Padova prova a reagire ma non va al di là di questa mischia in aria. Poi nel secondo tempo si demoralizza molto la squadra di Amurro e così insacca altre 2 reti. La prima è molto bella, arriva al 59esimo con Pizzolla che sfrutta questo bell'assist di Longoni per scaricare un destro potentissimo sotto la traversa. Si arriva anche nei minuti di recupero, siamo al 5° minuto di recupero, ancora un bell'assist di Longoni per Di Luzio, che segna così il 5-0 per il Milan. Sconfitta molto pesante per il Padova, che aveva subito 5 gol anche la settimana scorsa contro l'Inter. È la 5ª sconfitta consecutiva per le biancoscudate, che la settimana prossima faranno visita alla capolista Orobica Bergamo.